Ciao Alberto, Ciao Romano. come stai? Bene, grazie a te. Bene, sono venuto a trovarti. Alberto è un nostro beneficiario di una misura 642 per attività extraagricole nel nostro paesaggio rurale e qui siamo riusciti a dare l'aiuto per il finanziamento, diciamo, per un noleggio bici con pedalata assistita. Vabbè, sì. Beh, qua siamo in contrada Cunec, contrada Cunica in dialetto. Siamo davanti al rifugio Cunec, aperto da 6 mesi, nuovo, insomma. Bellissimo, E complimenti. poi abbiamo implementato queste bici elettriche, bici a pedalata assistita, adesso si chiamano, 15 bici, insomma, per dare un servizio in più. Siamo in un posto dove partono tanti sentieri. Sì, ci troviamo proprio quasi nell'Alta Lessinia, quindi da qui partono tanti itinerari, tanti percorsi che sicuramente uniscono anche varie attività, rifugi. Beh sì, da qua parte tutto, si può andare all'Ausen, si può andare al Parpor, si può tornare a velo, quindi tutto da scoprire, a dire la verità. Quindi è anche un'opportunità per mettere in rete un po' il territorio, diciamo, per riuscire a far lavorare più imprese, quindi riuscire a creare quel valore aggiunto che permette, diciamo, di moltiplicare la ricaduta anche economica di un territorio stesso. È un'opportunità sicuramente che non vi isola, vi permette di integrarvi con altre attività e mai come oggi credo sia importante fare rete. Quindi contratti di rete, sinergie, cooperazione, perché questo ci permette al nostro territorio di crescere, creare opportunità di lavoro. State presidiando un avamposto ai confini del nostro territorio della Lessinia con tanta buona volontà, investimenti, soprattutto entusiasmo, e laddove credo c'è un progetto di famiglia come il vostro è una grande opportunità che state mettendo voi a disposizione del nostro paesaggio. Beh, ci fai vedere un po' dentro cosa avete fatto? Prego, grazie. Andiamo dentro il rifugio. Ecco pronto il brulè. Oh, grazie mille. Cucino, così Ecco, diciamo che siediti qua con noi. giornatina un po' freddolina. La Martina, qua che beviamo un goccetto, dai. Sì, dai che... Sì, dai, un goccino. Porta fortuna, abbiamo spanto un po' di brulè. Beh, Martina, allora Martina è la titolare qua, no? Beh, cosa hai combinato qua? Una bella avventura, inizialmente non avevamo idea di cosa uscisse, però siamo veramente soddisfatti. In questi mesi abbiamo fatto tanto e vediamo che con anche sacrificio, ma il lavoro c'è, l'obiettivo si raggiunge e con vari aiuti si arriva dove si vuole. Qua si vede che c'è testa e cuore. Ci troviamo qua con un'altra nostra beneficiaria. Accomodati pure. Un goccino di brulè anche a te? Sì, grazie. Tu hai un panificio, se non sbaglio, a Vero Veronese. Sono la titolare del panificio Armelina di Vero Veronese e ho rinnovato il locale. C'è ancora tanto da fare, ma con calma, con un po' di tempo, si arriverà a fare il tutto. Mi sembra che anche tu hai beneficiato di una misura 642 per le attività extraagricole e ti ha permesso di rinnovare, ma se non ci fossi te le misure non servono a niente, vuol dire che lì c'è stata una giovane con delle idee. Mi sembra che ce ne sono di giovani, Sì. Secondo me i giovani della Lessinia si stanno dando un bel da fare per rinnovare, per mandare avanti questo territorio che è stupendo. Ma siete proprio voi il patrimonio, cioè le risorse umane, gente che ci crede e che su questo territorio dice io resto qua, faccio la mia famiglia qua, spendo qua, creo opportunità di lavoro qua e faccio crescere questo territorio. Grazie a vostre iniziative come le vostre sinceramente, tutte diverse, ma anche fuori dal settore agricolo, anche nel settore extraagricolo, imprenditoriale, vanno a inserirsi in questo paesaggio e creano veramente un valore aggiunto. Quindi adesso la sfida cos'è? Ma sicuramente il mantenere alto livello e riuscire a dare sempre più possibilità, più attrazioni per venire a trovarci, per venire a fare questa scampagnata in Lessinia. Sentite che sia stata efficace quello che è stato fatto con le misure? Sicuramente certe cose non sarebbero state fatte, probabilmente senza il finanziamento, magari l'idea può esserci, ma... Però non hai quella spinta che ti dà coraggio. Beh, vi sento orgogliosi di quello che avete fatto e ci rendete orgogliosi, veramente. Per noi sentirci utili, anche per noi sentirci utili è importante, perché riuscire a aiutare gli altri è il nostro obiettivo e se un domani riusciremo in queste montagne a avere sempre più giovani come voi che presidiano il territorio, credo che avremo vinto un po' tutti.
E avremo futuro. E avremo un futuro, è vero. Sì. Grazie a tutti voi. Cin.